Ciao amici, benvenuti a questo 89esimo episodio della nostra partita italiana. Stavamo reclutando questa ultima legione per poi procedere con la nostra espansione. Siamo vicini alla fine delle tregue del 32 e perciò presto dovremo, insomma, vedere di assicurarci di essere noi a conquistare Almeria, che è una provincia piuttosto povera, che quindi non ci darà problemi di sovraestensione. Abbiamo molta sovraestensione al momento, ma quella provincia non è abbastanza grande a causare problemi. E inoltre questi due staterelli americani, prima che diventino protettorati. Maledetti protettorati. Magari vedremo anche di far fuori i rimanenti stati americani, perché appunto prima che diventino protettorati. Questi sono già cattolici, maledetti, eh? Si sono occidentalizzati del tutto. Allora, beh, possiamo credo subito partire. Dovremmo anche fare una guerra più avanti, che insomma finisca più o meno con la fine di queste integrazioni, però è un po' difficile stabilire quale. Non possiamo farla con gli ottomani perché stiamo integrando Monastir, non è il caso di rallentare l'integrazione. Potremmo conquistare Genova, che ha varie alleanze, ma potremmo magari attaccare la Svizzera, forse sarebbe la cosa migliore in quel caso, che ci ha preso anche queste province dalla Savoia, come vedete, provincia lombarda. Oppure un obiettivo sarebbe sempre quello di vassalizzare il Brandeburgo. Non sarà facile farlo, potrei provare dichiarando guerra all'Olanda, è l'unico modo indiretto che possiamo avere. Magari dovrei stringere un'alleanza con l'Olanda, usare un po' di trucchetti, insomma. Vediamo comunque quello che si riesce a fare. Iniziamo a reclutare appunto le legioni e rifarci un po' di manodopera perché siamo un po' scarsi. A settembre dobbiamo ricordarci di fare le prime dichiarazioni di guerra. Qui non si sa come mai. Ahie. Abbiamo perso. Ah, curioso perché stiamo perdendo le pretese. Questo è il 39. Qui non ne abbiamo. È la capitale. Poi abbiamo ormai reclamato tutto. Qui potremmo anche richiamare, io credo, gli olandesi. Oh! Produciamo spezie a Sunda. Fantastico, spezie, mi piace, spezie. Preferivo il tè, però anche le spezie non c'è male. Ecco, finalmente abbiamo fabbricato le pretese su Almeria. Giusto in tempo. Ecco, finalmente è tornato il beneficio. L'Austria ha dichiarato guerra al Palatinato. Sti austriaci impazziti. Lo Stato della Chiesa è finito in guerra con l'Austria, vabbè. Purtroppo non volevamo che perdessero i principi, perché stiamo perdendo principi, siamo solo 27, cioè sono solo 27 i principi rimanenti e l'autorità imperiale, cioè l'integrità, scusate, imperiale, deve avere almeno 25 principi. Noi ne toglieremo 2 o 3, cioè Genova, Savoia e forse anche la Svizzera. Quindi Vaud ha pretese, cioè la Francia ha pretese su Vaud. Interessante. Tra l'altro finisce anche la tregua con Savoia. Forse converrebbe andare prima, anziché su Genova, sulla Savoia che confina con la Francia. La Francia che ci dà i soliti problemi. Non saprei come
abbiamo l'obiettivo di rifare questa alleanza con i francesi, ma sembra diventare sempre più difficile perché, a meno che migliorino un po' di relazioni con noi, maledetti francesi, sempre non vedo come potrebbero migliorare, insomma, le relazioni. Anzi, continuano a peggiorare. Perché non vogliono migliorare con noi non si sa. Queste relazioni. Qui abbiamo fatto un po' di reclutamento, vediamo un po'. Allora, qui abbiamo i 2 diplomatici rimanenti. Uno lo mandiamo in Russia. Temo che finiremo di nuovo in guerra con la Russia. E uno... abbiamo già tutte le pretese che... sì. Però... no, beh, sono già abbastanza queste 3. Al momento. Credo. Però cosa gli facciamo fare? Possiamo fabbricare pretese sulla capitale? No. Qui è qui che produciamo spezie, credo. Ecco qua. Qui le nostre nuove colonie sono in via di... una è questa, l'altra... ah, qua. Ok. Vabbè, vediamo di migliorare con la Francia, ma la vedo un po' difficile come possibilità. Allora, ecco qua gli ulteriori. Dobbiamo già richiamarlo. Allora, mandiamolo qua. Il nostro diplomatico, dove lo mandiamo? In Ungheria. Allora, vogliono tenere Ottaviano Doria. E teniamolo. Attenzione, cardinali. Cherokee. Si stanno occidentalizzando in troppi. Dobbiamo evitarlo. Va bene, comunque anche questa legione sembra pronta. Insomma, è solo una questione di tempo. Cost of Transkei. Vediamo dov'è. Qua. Qui abbiamo anche il super esercito riunificato. Però ci servirebbe una flotta in questa regione che non abbiamo. E siamo già sopra il limite di sostegno. Magari potremmo mandare... dov'è la nostra flotta veneziana? Eccola. Ah, qui abbiamo anche una legione... cioè la legione iberica che non si sa... finita in Africa. Allora... è un po' da ricomporre questa legione. Vediamo di riportare indietro anche la flotta. Siamo a luglio. Va bene. Qui abbiamo perso. Anche a Sant'Elena. Ci sono troppi pirati. Allora. La legione iberica la portiamo ad Almeria, mi pare anche giusto.
nostri leader non sono assegnati. Qui ci sono degli embarghi. Allora, richiamiamo il diplomatico alla Russia. Ok, riunifichiamo le armate. Questa la chiamiamo, non mi ricordo il numero. Allora, qui abbiamo tolto le armate dal... Allora, saremmo all'armata, dovrebbe essere la sesta, essendo contigua alla Lacedemonia. Facciamo sesta. Sesta e la chiamiamo Macedonica. Va bene. Dove è finita? Non c'è. Allora, eccola qua. E quindi facciamo che la... ah no, beh, questa diventa l'ottava. E l'Iberica si può rinominare ora, sì. È la settima. E dovremmo essere a posto, va bene. Allora, siamo a settembre. Vediamo se è già finito. Allora, se è già scaduto. Dovrebbero essere scadute le tregue. Questa scade a novembre, questa è scaduta invece. Quindi dichiariamo subito questa guerra. Per lì non abbiamo il casus belli, maledizione. Micmac. Perché non abbiamo il casus belli? E non possiamo neanche... No, perché la crociata è già contro questi. Vabbè. Me lo trovo io il casus belli. Questa. Anche questo novembre. Vabbè. Allora io mi alleo con questi. Poi li richiamo nella guerra contro questi. E poi gli dichiaro guerra pure a loro. Ma è assurdo. Maledizione. Vabbè. Facciamo così. Adesso succederanno di tutti i colori come minimo. Attenzione, c'è un'alleanza. Baden ha anche dichiarato guerra. Ma Gonza è alleata con l'Austria, immagino. Qui volevo anche rinominare questa legione padana in Cisalpina, che trovo più adeguato. Va bene. Qui la tregua è quasi finita. Se volessimo andare in guerra con la Savoia, che cosa possiamo fare? Dichiarare guerra all'Ungheria? Ungheria, Boemia, Savoia, Russia, no. Ungheria non è il caso. Alla Spagna. Tanto per cambiare. Io direi che abbiamo già fatto pretese qua. Però possiamo farne altre. Vediamo di fare altre pretese in Spagna. Ad esempio a Cordoba. E di richiamare questo invece. La Russia ci fa l'embargo. Allora, naturalmente tassiamo la Guyana. Va bene, allora, da chi iniziamo? Voi? Facciamo guerra a voi, dai.
Ah, abbiamo buone relazioni, ci mancava questa. Allora, iniziamo da voi. Voi siete nella coalizione? Ui, chi c'è nella coalizione? Ah, questo è interessante, c'è anche Savoia. Meraviglia. Abbiamo trovato il modo più facile per far guerra alla Savoia. Perché non abbiamo creato pretese su Coimbra? Vabbè, facciamo tornare questo e vedremo di trovare la soluzione ai nostri mali. Voi perché ci volete bene? Non potete, vi insulteremo adesso. Oh mio Dio, il Tibet ha dovuto cedere un sacco di province. Comunque, vogliono cercare di riguadagnare posizioni questi malefici nostri rivali. Abbiamo fatto una nuova scoperta, Nimiipu. Che razza di posto può essere Nimiipu? Aie, il nostro generale è morto. Vediamo. Abbiamo una grande tradizione, però se riusciamo a guadagnarne un pochino di più di tradizione prima di reclutarne un altro, non mi dispiacerebbe. È morto un po' rapidamente. Ecco, qui abbiamo colonizzato benissimo la terza isola del Giappone. Dovremmo anche, secondo me, colonizzare questa zona. Si può anche andare via a piedi, ok, perfetto. Prima che la colonizzino i russi. Allora, a questo punto, dato che abbiamo creato un bel po' di pretese, abbiamo queste due e poi quelle sulla Savoia, dovremmo... Oh mio Dio. Non abbiamo pretese su Wallis, perché non le abbiamo? Perché siamo stupidi. Vabbè, iniziamo a fare... Ah no, non possiamo iniziare qua. Ma iniziamo allora da qui. Mandiamo un insulto. Allora. Conquistiamo pure Almeria. Va bene. Questa flotta... No, va bene questa flotta, però mi metto a farne anche un'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E anche 10 trasporti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene. La nostra flotta è stata attaccata. Che pericolo. Terribile. Un pericolo terribile. Anche il nostro esercito ha ingaggiato il nemico. Vabbè, non è successo niente che. Dobbiamo bloccare, direi, il porto. Non so davvero se reclutare già il leader. No, penso che non ci convenga al momento. A questo punto io fabbricherei le pretese su Wallis. Vediamo un po'. Possiamo scomunicarli? Però
Io direi che prima faccio le pretese, poi li scomunico. Quante relazioni hanno col Papa non si sa. Per un po' non posso fare guerre qua. Per mezzo anno, però poi dovrei fare quella contro i Savoia. Vediamo un po'. Se tutto va come previsto. Vediamo come va con la sovraestensione, va tutto benissimo. Tra poco ci libereremo dal problema di non poter fare guerra agli ottomani. Allora. Ecco, abbiamo colonizzato pure qua. Stiamo finendo il nostro potere, la nostra influenza religiosa, pian pianino. Stiamo aspettando di finire le pretese per scatenare un putiferio. Il Brandeburgo ha di nuovo successione disputate. Va a vedere che non sarà neanche necessario scatenare la guerra. Ci sarebbe una guerra di successione. Interessante. Ok, direi che la manodopera la stiamo recuperando alla grande. Però invece abbiamo una brutta notizia su questo fronte. Ci hanno scoperti. Portoghesi maledetti, come avete osato scoprirci. Questo assedio dura parecchio per essere un assedio così stupido. Ah, ecco, siamo tornati alle tradizioni. Ma che bello. Produciamo pesce in Giappone. Shiribeshi. Shiribeshi. Ok. Beh, questo è anche logico. Questa ce l'avevano già i russi. Sì. Ok, Monastira è stata integrata finalmente. Ecco la Francia che dichiara guerra ad Avignone. Se la vedrà un po' male Avignone. Allora in guerra proprio da solo Avignone. Wow, possiamo... Ah. Ho fatto dei galeoni inutili. Potevamo sostituirli con unità diverse. Allora, qui non ci serve il potere diplomatico. Wow, potremmo costruire... Come si chiama questa? Admiralty. Galeone a guerra, morale. Questo livello tecnologico è fantastico. E direi che se non che ci serve potere diplomatico qui. Vabbè, aspettiamo un secondino, ma Admiralty. E dove la residenza di un ammiraglio? Che cacchio è? Cerco la traduzione. Rieccomi. Questo Admiralty o ammiragliato sarebbe una sorta di dipartimento della marina che sicuramente ci converrebbe fondare. Vediamo. Ma sì, dai, quanto può costare l'annessione qua? 50. Vabbè, facciamo prima l'annessione, dai. Qui cavoli che esercito è arrivato. Credo farò una brutta fine a Avignone. Perché non l'abbiamo presa noi Avignone? Era facile. E l'abbiamo lasciata in mano francese. Vediamo di far fuori questi ribelli africani. Lo Stato della Chiesa si è arreso. E l'Austria avrà gioco facile adesso contro il Palatino. No, non l'avrà facile perché Magonza si sta... ha fatto lo scherzetto all'Austria.
Quello che di solito facciamo anche noi, che stavolta gliel'ha fatto Magonza. Vediamo se... Oh mio Dio, stiamo perdendo! No. Sti africani, Mambo. Mambo ci sta facendo fuori. Non scherzava Mambo, insomma. Va bene, allora qui riuniamo questa flotta e invece adesso potremmo dichiarare appunto questa importante guerra alla coalizione che si è formata contro di noi. Abbiamo fabbricato un po' di pretese. Savoia, Portogallo, Abenaki e Kilva. Che bello. Allora, potremmo anche prima scomunicare la Savoia, ma sì. Ah, non possiamo più. Però non credo che cambi moltissimo. Tanto qui chi ci odia un po'. Sì, vabbè. No, non è importantissimo. Hanno migliorato prontamente le relazioni col Papa per evitare la scomunica, ma... Allora, vediamo un po' di dichiarare. Qui sto perdendo un sacco di punti per niente. Allora, conquista coloniale, ottimo. Qualcuno vuole? Noi dichiariamo la guerra e non ci importa niente. Siamo già finiti in battaglia navale contro... Qui non abbiamo più flotte. No, c'è quella commerciale in realtà. In realtà qui ci servono i cannoni. Più che altro. E poi chi c'è in guerra? Kilva. Non è stata una buona idea Kilva. Te lo assicuro. Ok, iniziamo così. Forse riduciamo un pochino la velocità a questo punto. Finalmente abbiamo gli effetti alla crociata. Andiamo. Dovremmo appunto bloccare. State convertendo lo sciamanesimo. Cosa state facendo? Siete... Ok. Riconvertono le loro antiche religioni le province, ma con poco successo. Allora, ecco, finalmente disciplina in più e marce forzate. Ah, quanto attendevo questo momento. E direi che possiamo fare sta cosa perché... No, non siamo anzitempo, no? Allora non lo facciamo. Tra 2 anni lo facciamo. Questi potrebbero anche andarsene qui. Il Palatinato ha solo dovuto pagare. Non esiste. La Savoia non ha un esercito. Allora, Savoy. No, in realtà hanno 12.000 uomini. Ma dove? Allora, facciamogli fare una strada un po' diversa a questi. Non si vede l'armata di Savoia. Però deve essere da qualche parte, perciò...
Ok, abbiamo preso Almeria finalmente e adesso andiamo dai portoghesi. Abbiamo catturato le navi però. Non ci serve questa. Ok. A questo punto direi andiamo a Lisbona a bloccare pure Lisbona. Magari prima ripariamo un po' le navi. Allora, annettiamo Almeria. Non ci costa nulla. Ah, fantastico. Va bene. Manteniamolo. Credo che questa guerra sia altamente propizia, ma sapete cosa mi stavo dimenticando? Che alla fine dello scorso episodio avevo visto questo. Non so se avete capito, i portoghesi non hanno ancora rinunciato alle loro follie. Qui come va? Questo è quello un po' più progredito. Vediamo quindi in questa guerra di appropriarci anche di questa colonia, naturalmente, perché non possiamo mica perderla o lasciarla a questi pazzi. Allora, come va qui con i numeri? 5. Ok, qui siamo messi molto bene. Ecco qui l'armata e la Savoia che torna, tenta di ritornare quantomeno. Qui abbiamo un po' di artiglieria. O no, però non farmi certe mosse. Anche la Spagna è tornata nella coalizione, naturalmente. Siamo ancora un anno troppo avanti qua. Che pretese ci mancano? Non saprei, però iniziamo a chiamare in guerra questi. Volete entrare in guerra? No. Bravi. Adesso vi do la sistemata. Oh mio Dio. Traditori. Allora. Vediamo. Come vanno queste battaglie? Molte battaglie. Fanno tantissime alleanze questi austriaci. Allora. Povero Palatinato, ha dovuto pagare tantissimo. Non so dove andranno, ma so che faranno una brutta fine. Però siamo finiti di nuovo in guerra con questi, no? Accidenti. No, questi dobbiamo fargli far pace. No, non farebbero pace separata. Maledizione. Giusto una coalizione. No, non avevo considerato questo problema.
Maledetti. E quindi adesso? Niente pace separata, eh? Ah, quindi non posso neanche fare pace separata. Oh, mi ero dimenticato di un po' di problematiche. Aspettate. Giustamente possiamo far pace solo con Abenaki. Maledizione. Vabbè, speravo. Quindi è tutto inutile qua. 21. Già, tutto inutile. Vabbè, allora abbiamo guadagnato almeno un pochino di tradizione? No. Vabbè. Torniamocene, non si possono far pace separate. Ah! La Francia ci offre alleanze. Ah, brava Francia, hai migliorato le relazioni. Ok, abbiamo completato l'obiettivo. In una maniera un po' strana. Take Murcia. Take Murcia forse è la cosa migliore, tutto sommato. Murcia. Dovremmo far finire subito sta guerra. Allora, vediamo un po' di sbrigarci. Facciamo un leader, ma non abbiamo... Allora, vediamo un po' di finire sti assedi. Per fortuna qualcuno ha bloccato il porto, per conto nostro. Accettiamo la missione. Non so se ho fatto bene. Facciamo magari anche qualche altra dichiarazione di guerra, tanto per... Dai, prima che sia troppo tardi. Preferisco farle ste cose. Siamo in guerra con voi? Voi non eravate alleati con qualcuno? Sì. Però niente. Voi siete i Kree. Ah, hanno reclutato rapidamente un esercito. Va bene, quei pazzi hanno accettato di entrare in guerra, peggio per loro. Ah, finalmente vogliono tenere un po' di governatori, finalmente abbiamo anche un nuovo cardinale. E il prossimo è nostro, però questo 75enne non muore mai, eh? Oh, sono stati loro i primi a farci lo scherzetto.
Statevi buoni, dai. Non è possibile. Ah. Cosa state facendo? Non riusciamo a guadagnare tradizione ad ogni modo. Ma quanti cannoni hanno? 3.000, 4.000, però ci hanno conquistato Brescia molto prima che noi riuscissimo a fare alcun che. Allora, una curiosità, se dichiaro guerra a loro, la Boemia li difende, sì. Mi chiedo se la Boemia andrebbe a capo alla guerra. Perché io penso che alla fine di questa guerra, in cui non riuscirò ancora una volta a conquistare la Savoia, che guerra posso fare? Bavaria, con chi si è alleata? Con la Francia. Ci sono dei giochi di alleanze terribili. La Spagna. Tutto sommato credo sia ancora il migliore da attaccare. Scozia. Va bene, ok, attacchiamo la Spagna poi. Reclutiamo questo. Io non lo so, avevamo 100% un po' di tempo fa, mi dispiace adesso non averlo più. Loro sono neutrali, ci hanno proposto un'alleanza ma sono rimasti neutrali. Accidentaccia loro. Ah, i Mamelucchi sono di nuovo in guerra. E Oman pure sta facendo fuori Quaraquognollu. Oh mamma mia. Sto facendo salire troppo, no? Ma stiamocene anche in Mozambico qua. Vediamo di finire sta guerra. Io direi, ecco, che adesso possiamo anche chiamare flotta africana questa. E mandarla qua. Ci servirà per prendere poi Zanzibar. E chiudere qui l'episodio, dai. Purtroppo ancora non riusciamo a prendere la Savoia, ma vediamo di riuscire a farlo nella guerra contro la Spagna, che probabilmente seguirà a breve. Va bene, alla prossima.